Abbiamo ospite con noi Andrea Feliciati, che è presidente regionale dell'Ordine dei Veterinari del Veneto, appunto, è chiaro anche di Rovigo. Lo salutiamo. Ciao Andrea, benvenuto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Andrea, ti ho contattato qualche giorno fa perché leggendo i giornali, ma sempre così in questo periodo dell'anno, probabilmente anche prima, si parla di abbandono dei cani, quindi le motivazioni per il quale motivo i cani vengono abbandonati possono essere molteplici, ma io non le capisco sempre. Tu, essendo veterinario in primis, avrai avuto come si può dire, degli esempi di cani abbandonati. Sono tanti in Italia ogni giorno. Allora, Ogni anno. intanto posso anche andare via perché non le capisco neanch'io le Non le motivazioni, capiamo. quindi non sono in grado di darti una risposta. Il fenomeno purtroppo è un fenomeno importante, i numeri sono... Si parla di 50.000 all'anno. Sì, 50.000 sì. all'anno e 100, perché non si parla solamente di cani, si parla anche di gatti, e sono 100, o di animali in generale, sono 130.000 animali lasciati a bordo strada ogni anno, e di cui si parlava 50.000 cani, quindi Sì, numeri numeri da guerra, da impressionanti. Sì, sì, battaglia, sì, da sì, numeri guerra. impressionanti che devono farci riflettere seriamente e devono farci fare anche delle domande. Pensate 50.000, cioè la popolazione di Rovigo più o meno, no? Penso siamo 50.000 abitanti, Sì, grosso modo, quindi ecco, abbandonati tutti gli anni per andare in vacanza, cioè una cosa che a me, non come medico veterinario, come persona, veramente non riesco ad accettare. Ecco, parlando anche di ammende, così ce la togliamo dalle scatole subito, perché parliamo dalle scatole, dalla documentazione che abbiamo qua davanti, lo diciamo subito. Pensate che le ammende sono le seguenti: l'arresto fino a un anno, cioè l'arresto, con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro, in più la sospensione della patente da 6 mesi a un anno, che è cambiata molto. Una volta non c'era tutto questo, però c'è un aumento, nonostante questo, nel 2024, confrontando il 2023, del 20% in più rispetto anzi a 2 estate precedenti. Pensate, vengono abbandonati 127 animali, o abbandonati o ceduti, ogni 24 ore. Perché si parla di cedere un animale? Cioè, ceduti a terzi o associazioni, Sì. immagino. Guarda, partiamo sempre da un presupposto che secondo me deve essere quello che deve guidare tutti noi nel momento in cui decidiamo di adottare un animale, cane o gatto o qualsiasi animale sia. Cioè dobbiamo entrare nell'ordine di idee che nel momento in cui facciamo entrare nella nostra famiglia un nuovo ospite, poi dobbiamo anche essere in grado consapevolmente di gestirne tutta la sua vita. Quindi, perché dico questo? Perché in tanti casi, si prende magari il cucciolo perché c'è il bambino che lo chiede, perché è E poi il carino, cucciolo è il carino, è cucciolo è batuffolino, bellino, che però non si pensa mai poi che il cucciolo è sì, come un dolce in forno, ma inizia a guarda diventare ma guarda, grande. e non è neanche il primo problema che ci troviamo ad affrontare, perché si prende il cucciolo, ma non si ha chiaro quello che comporta un cucciolo in casa. Cioè un cucciolo in casa comporta molto probabilmente, di cane sicuramente, pipì e cacca in giro per casa, e Vabbè. vaglielo a spiegare al cucciolo che il tappeto che hai pagato 3.000 € non va bene, no, No. ecco. Il cucciolo questo non lo sa, e quindi tu porti a casa un cucciolotto e sai che qualche problema invece devi prepararti ad affrontarlo, e devi esserne consapevole. Ehm, Questo intendo, nel senso che, deve essere sempre fatta in maniera consapevole un'adozione. Mai per esempio, io sono dell'avviso che non va mai regalato un animale. Non va mai regalato perché non hai la certezza che chi lo riceve in realtà lo voglia veramente. Quindi adozioni solo consapevoli, solo dopo aver analizzato bene la situazione familiare dell'animale, insomma a 360 gradi, poi si va a prendere un animale. Cioè, pensateci bene, dici te. Pensateci molto bene, Allora, perché questo è il primo motivo, scusa Paolo, che sì. poi determina l'abbandono. Parliamo di stress. Tu che sei veterinario e hai collaborato per molto tempo al rifugio, una volta si Sì, chiamava canile, il sì, rifugio rifugio, sì, sì. di Rovigo, Di Sarebbe Rovigo. Finì del Sì. Turco. Che stress ha il cane che viene abbandonato? Cioè il fatto di un cane che viene talvolta anche lanciato, ma che viene messo sulla strada e poi
sta lì ad aspettare il proprietario che va via in macchina, anzi gli corre dietro. Che stress ha il cane? Ma Cosa è subisce? enorme, enorme. Io credo che poche persone abbiano realmente la consapevolezza di quello che comporta un abbandono. Infatti anche i rifugi canili, che sono sempre, gestiti da personale qualificato, quindi non è che, vanno a fare delle adozioni inconsapevoli, no, tante volte la gente si lamenta perché i meccanismi di adozione magari sono un pochino complicati, no, nel senso vengono fatte diverse domande sul tipo di casa, sul tipo di Ti rapporto, vengono a trovare ti vengono anche a quelli a del volte sì, canile, eh? vengono a trovare, quindi però di fatto è l'unica soluzione, perché diversamente questo cane adottato dopo un mese ci sono ottime probabilità che torni una seconda volta in rifugio Ah-ah. canile e dal punto di vista della psiche del cane è un danno incredibile. Cosa bisogna fare quando si incontra un cane? Cioè abbandonato, diciamolo anche, io arrivo per strada, cioè vedo un cane per strada, insomma, non ha il microchip o quantomeno io non Sì, so, non lo puoi vedere non tu lo in puoi ogni vedere, ma caso. non ha il collare, Mh, niente, quindi se ha il sì, collare mi viene da pensare è scappato, quindi certo. bene o male avverto i vigili, Sì, adesso non sì. lo so. Beh, Ma se vedo un cane senza mh. capisco che è un cane senza dimora, cosa si fa? Allora, intanto diciamo che per fortuna dalle nostre parti il fenomeno del randagismo praticamente è inesistente, Mh, quindi il fatto che tu possa incontrare un cane vagante sul territorio sostanzialmente è determinato dal fatto che questo cane ha deciso di andarsi a fare una passeggiata, è sfuggito mh, all'attenzione dei proprietari. Comunque il bravo cittadino cosa deve fare? Allora, nella nostra provincia, in orario, quindi a diurno Rovigo. Rovigo, sì, giorni feriali, orario diurno, si contatta direttamente il servizio veterinario dell'azienda ASL, che provvede a, mandare sul posto un incaricato cinovigile per, recuperare il cane, che viene poi portato, al canile sanitario dove viene identificato, cioè viene visto se questo cane ha il microchip, nel caso in cui abbia il microchip ovviamente viene chiamato il proprietario, diversamente verrà gestito in altra maniera, cioè viene microchippato, poi viene sottoposto a tutte le profilassi, insomma c'è tutta una procedura da seguire. Ma secondo me la cosa importante è come deve comportarsi il cittadino che approccia un animale per strada? Teniamo presente che è un animale che non si conosce, è un animale che potrebbe essere spaventato, potrebbe essere ferito, ci sono tante variabili da Mh. tenere in considerazione. Quindi quello che raccomando io è intanto avere sempre estrema cautela, perché anche il cane più buono del mondo, se ha male o se ha paura, può mordere, può far del male, può scappare e quindi mettersi e mettere gli altri in situazioni di pericolo. Quindi con molta cautela, molta tranquillità, cercare di guadagnare la fiducia, dell'animale, chiamare il servizio veterinario, oppure nel caso in cui sia un orario notturno o una giornata festiva, il 118, che poi metterà in comunicazione l'utente che ha trovato l'animale con l'operatore di turno e possibilmente intanto stare con lui, perché è chiaro che se lo si lascia a se stesso, magari il cane si allontana. Quindi o stare con lui o confinarlo all'interno, per esempio, di una proprietà privata, cioè dare la possibilità all'operatore di andare a trovare il cane con ragionevole certezza. Diversamente diventa tutto molto, molto Senti, complicato. e se uno decide e dice: "Okay, questo è un bel cane, me lo tengo io", che rischi va incontro a qualche rischio? No, non è prevista questa procedura, nel senso un animale vagante Sì. sul territorio deve seguire quel percorso che ho. Quindi uno non può dire: "Me lo tengo io, non avverto nessuno, è bello, mi viene, si fa accarezzare, me lo porta a casa", perché il microchip Magari lo fanno magari anche, lo però fanno però anche, però non non andrebbe sarebbe non andrebbe fatto. non è la via da Senti, seguire, ecco. andiamo in soldoni. Quando si vede, si trova un cane per strada, come si accarezza? Perché questa qua sembra una stupidaggine, perché io vado se andiamo sempre con la mano, vi faccio vedere a favore di telecamera, dall'alto e vado a accarezzarlo ed è sbagliato se non vado errato, giusto? Sì, è profondamente sbagliato, perché il cane potrebbe interpretarlo come un tentativo di dominarlo e quindi potrebbe anche reagire in Come maniera. si fa? Come facciamolo vedere anche alla telecamera perché ti vedono Ma qua. allora, intanto l'approccio allora, la prima cosa bisogna capire un attimo per quello che uno può ovviamente che tipo di cane hai davanti, perché
insomma Se un Rottweiler dici. lo vedi il cane che hai davanti, che tipo di intenzioni ha, e comunque sostanzialmente, ecco, magari avvicinarsi, vediamo se riesco a far Sì. vedere, con le mani così, tenendole verso il basso, magari proponendogli per esempio il cane potrebbe essere affamato, quindi già il fatto di proporgli del cibo o dell'acqua potrebbe già essere un qualcosa che permette di Un guadagnare avvicinamento la sua positivo. fiducia, sì, 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 perché è tutto lì poi alla fine, no, il Perché cane perché io lo vedo nei film, quando si avvicinano e si fanno annusare le mani. sì, sì, si Poi se devono, certo. e mi dico leggevo, adesso non so, magari è una stupidaggine, il palmo sempre in su. Sì, è come ho fatto ho mostrato prima, no, Come hai fatto vedere il tu, il concetto palmo è quello, sempre sì, sì, sempre sì, su. sì, sì. Senti, noi parliamo tanto di cani e invece per quanto riguarda i gatti, ad esempio, che vengono abbandonati, sono meno o sono in più? Allora secondo me Il gatto e cane sono 2 cose diverse, sono 2 specie che sono totalmente differenti, ma è difficile valutare i numeri dei gatti, a mio avviso, perché mentre per il cane, c'è l'obbligo di microchippatura, quindi i cani sono tutti, presenti schedati diciamo. schedati, sì, presenti in anagrafe, quindi si riesce facilmente a ricondurre al cane abbandonato. Per i gatti non c'è l'obbligo di microchip, anzi, ecco, io, se posso esprimere una mia opinione personale, io sarei favorevole alla microchippatura anche dei gatti per tutta una serie di motivi, e speriamo di poterci arrivare in tempi non troppo lunghi. Per il gatto appunto, si fa fatica a valutare intanto il numero degli abbandoni. Poi tenete presente che nel caso in cui vi trovaste di fronte a un gatto per strada, il gatto è un animale che per sue caratteristiche è vagante sul territorio, cioè non è come il cane che riesci facilmente a tenerlo confinato all'interno di una proprietà. Il gatto, se uno lo tiene proprio chiuso fra 4 mura domestiche, esce. Non c'è una recinzione che il gatto non possa scavalcare. Quindi, se si vede un gatto per strada in buone condizioni di salute, a Rovigo poi abbiamo il gatto per eccellenza che gira, fa Ah, quello che Rossini. Cavolo. fa quello che vuole, proprietario della città, quindi ecco, non è una situazione che ci deve allarmare. Diverso invece è, e infatti in quel caso non va allertato il servizio veterinario. Diverso invece è il caso di un gatto che si veda ferito. In quel caso la procedura è la stessa di quella che abbiamo descritto per il cane, quindi viene allertato il servizio veterinario e il cinovigile andrà a recuperare il gatto. Andrea, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare. I cani ne abbiamo parlato, ma potremmo stare qua delle ore. Ma ti è mai capitato, un abbandono di un animale particolare? Perché? Perché ci sono tantissime leggende in internet, tantissimi, c'è una documentazione enorme di animali che arrivano esotici, che arrivano e te li porti a casa e poi si accorgono che quell'animale alla mamma non piace, alla moglie non piace, eccetera, eccetera, e si fa prima ad abbandonarlo che ad avvertire o a darlo a qualcuno. Hai mai avuto qualche esempio di qualche animale abbandonato e hai pensato: "Oibò"? No, personalmente no, ma per un semplice motivo, perché ci sono, dei centri appositi per ogni provincia, sono dei CRAS che si occupano proprio di questi animali non convenzionali. Quindi nel caso in cui ci fosse un abbandono di uno di questi animali, vengono portati direttamente a questi CRAS, Centro di Recupero Fauna Selvatica. E quindi personalmente non ho mai visto niente del genere, ma sono consapevole del fatto che il fenomeno è presente, ampiamente presente. Se vi comprate un coccodrillo, cos'è che i coccodrillini che vendono, delle volte magari uno se li procura anche, non abbandonateli, perché il coccodrillo poi diventa grande, non so quanto può campare, ma sai avere una nidiata di coccodrilli sui canali qua intorno farebbe di noi una sorta di Florida e non ne abbiamo assolutamente bisogno. Grazie Andrea Feliciati, presidente della Federazione Regionale Ordine Veterinari del Veneto e chiaramente anche di Rovigo, grazie per essere stato con noi. C'è un numero verde, qualcosa per chiamare se qualcuno ha bisogno di qualche informazione, Ma ripeto, o internet. io cioè, per il discorso degli abbandoni io seguirei le strade che ho, nominato prima, quindi il servizio veterinario per quanto riguarda
un orario diciamo diurno in giorno feriale e il Sì. 118 invece per gli orari notturni o i giorni festivi. Perfetto, Andrea, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere come sempre averti, poi se ci sono altre novità ti contatterò ancora, perché ormai ho il tuo numero, quindi così impari, la prossima volta non me lo devi dare. Grazie Andrea, buone vacanze e buon lavoro. Ciao. Buona estate a tutti. Delta Radio. Ogni canzone un'emozione.